valido per la Primera División. In mia compagnia c'è Stefano Nava. Un saluto a tutti. Il campionato spagnolo è sicuramente tra i primi al mondo in quanto a spettacolo e intensità. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Stadio Mestaglia tutto esaurito. Siamo quarti a 23 punti. Dovevo assolutamente vincere questa per agganciare e avvicinarsi al Barcellona. Real Madrid veramente in crisi invece, molto indietro rispetto ai suoi pronostici. Vai ragazzi, voglio assolutamente 3 punti. Partita fondamentale contro i catalani maledetti. Vai Rakitic, l'ex. Attenzione, Feguli, purtroppo gente fuori perché è un po' stanca e poi c'è anche la partita di Champions. Oggi è snodo cruciale. Siamo già allo snodo cruciale della stagione. Dai fioi. Bravissimo, vai Barra! Il Barra! Il Barra! Cosa ha fatto il Barra? Errore di Bravo! E Barra la mette, il Mestaglia esplode! Valencia 1, Barcellona 0. Guardate l'azione strepitosa dei valenziani. Mamma mia, non ci credevo neanche io, ero quasi in silenzio. E il Barra la mette. Isco. Fegu. Fegu, missile del Fegu, Alcacer! E il Paco mette 2-0 Valencia, signori, dove siamo? Liga incredibile, liga incredibile. Il Cume parte sempre un po' piano, ma dopo so cazzi, grandissimi. Dai, vai, facciamo un po' di cambi, ok. Fiori, mancano 10 minuti, bisogna ottenere questo risultato che è no pesante di più. È il risultato fondamentale. Con una squadra anche stanca, Messi è in curva. Scemo. Scemo. Quanto mi sei sul cazzo Messi. Orban. Isco ragazzi. Isco e Rakitic comunque. I nuovi Mendieta del nuovo millennio, fioi. E il Valencia c'è Paco. Paco. No. No, Beppe, no. Oh Beppe, oh dolce Beppe. Attenzione. Sontuoso il Valencia CF. Vezzo, è entrato Vezzo con difensore centrale ma non ho terzini destri in questo momento in panchina. Licenze poetiche, Alcacer, Piqué, fiori, Piqué è un signor giocatore, lo squadro non ci arriva. Dai fiori che andiamo a vincere, manca un minuto, ti prego. Veramente una vittoria fondamentale contro una big. Occio, no Messi il porco. Suarez, ciao fioi. Mamma come ha giocato male il Barça. Come ha giocato male il Barça. Ci sono 3 punti, no d'oro, di platino. Il Fegu, niente da fare. Finisce qua ragazzi, 2-0 se ne in Champions nella speranza di portare a casa una qualificazione quasi incredibile. Nevica al Mestaglia, cioè qualcosa di curioso, però vorrei capire che palla ho perché era neve. Ho bisogno della palla arancione, pazzesco. Solo su FIFA può nevicare in Spagna. Vabbè. Poi la guardiamo tutta questa partita perché è decisiva. Ultima giocata, piccola cosa. Sta stranevicando, guardate che roba. Vai. Nevicata qua. Dai ragazzi, dai raga, bisogna assolutamente vincere. Siamo passati comunque in Coppa di Spagna. Attenzione, proprio la nevicata, non ci voleva, Dio Christiansen. Vai. Aguero, il Kun. Pallaccio! Oh! Chilman City. Gaek. Cliché, il solito deficiente. De Bruyne. Un pallino del Cume dai tempi. Non sospetti, Boni. De Bruyne sarà quasi impossibile ragazzi. Però con una vittoria fa anche 1-0 basta Ma la palla come schizza. Però la neve è fatta molto meglio. È la prima volta che la vedo rispetto agli altri anni. Attenzione Paco, il porco rinvia. Nevicata a dir poco oscena al Mestaglia. Vergognoso. Il Bacca entra. Ma cosa fa Pierpaolo Bacca, figli? Guarda che roba. No, ha fatta bene, bravi. Bravi figli. Company.
Vai Beppe. Rakitic. Il Raki. Pensato bene qui. Mamma mia, cioè, Neve a Valencia è un po' curioso, però fiori, se c'è vuol dire che non è così infattibile se FIFA l'ha messa. Attenzione, il porco per Silva! L'ex di turno, David Silva, il mago. È giusto così ragazzi, in Champions abbiamo fatto un cammino non bello, questi sono i risultati. Ultra offensiva, peccato veramente. Se vince il PSV rischiamo anche di non andare in Europa League, veramente vergognoso, scusate, il campionato sta andando bene, addirittura vittoria con il Barça, però in Europa disastro assoluto, in inglese spures. Dai ragazzi, dai, niente. Anche la sfiga del campo comunque, veramente, di tutto, di tutto. De Bruyne. Ma sbaglio, il campo è più bianco di prima. Boh. Buono, nevicata copiosa proprio. Attenzione, bravissimo, vai Bacca. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo. Gli inglesi sono più abituati forse a questi climi. Vai Barra, dai però Fiori, almeno un po' di cuore, cazzo. Buono, vai il Kun. Ma Fiori, il City non ne sbaglia mezza, In Champions sembrano correre il triplo agli avversari. Boh, non capisco il perché onestamente. Pallone controllato senza difficoltà dai difensori. Dai ragazzi, dai. Paco Alcácer. Isco. Buono questa azione. Buona questa azione valenziana. Aguero. L'ex, i due ex. Grande Sergio 1-1. Esplode il Mestalla. Siamo ancora vivi Beppe. Siamo ancora vivi al 27esimo. Forse danneggiato anche dalla neve. Un campo davvero Vai Fiori, cambi. Ragazzi, abbiamo 45 minuti per scrivere la storia di palla in questo secondo. e qualificarci agli ottavi di Champions. Dai Fiori, crediamoci. La Lazio incredibilmente è già straqualificata, David Silva. quindi una tra City e Valencia se ne torna a casa. Speriamo sia il City. Sterling. Attenzione, subito parte a bomba, ai. Senza problemi. Bravo. Intervento comodo del portiere. Gaia. Pareco per il nuovo entrato Fegu lì, vai Fegu. Bravissimo Fegu. Per Pareco. Pareco. Bravissimo Pareco, vede il Fegu. Non ci voglio credere. Deviazione. Calcio d'angolo. Vai in corner, qualcuno di testa. Rovesciata scandalosamente bella. Di Aguero, niente da fare, dai. Dai che stiamo attaccando bene. Ci siamo svegliati troppo tardi in sta Champions purtroppo. Difensore. Vara l'errore, che culosi. Dai che la palla è viscida, ma recupero qua bene il City. Boni, il classico porco del City. Occhio al suo movimento. Questo è il classico Boni, eccolo qua. Isco. Con questo Isco. David Silva. Buona triangolazione. Bravissimo Gomez, quanto è importante per la nostra squadra Gomez. Ancora Gomez. Gomez entra in area. Gomez, attenzione, quasi autogol. Il Vale, rigore. Non me lo dà. In the box. Gaia. Palla centrale. Niente da fare, non vuole entrare. Dai che stiamo giocando meglio, dai che... Il Fegu. Murato dal difensore. Niente, ancora Murati. Ragazzi, ci sta giocando una partita sontuosa. Ragazzi, qua sbaglia tutto il City, che bavosi. Dai, Valencia CF. Clichy cosa fa? Eccoli qua i porci del City, bravissimo Mustafi. Dai. Rakitic ha recuperato molti palloni, Vande, Isco. Grande Isco. Vede molto bene il Kun. Vai Kun, tutti insieme, tutti in piedi, vai Kun, il Kun entra in area!
E c'è il gol del Fegu! Esplode Valencia! Esplode Valencia! Fredda nel clima, ma caldissima nel tifo. 2-1, siamo vivi, siamo vivi. Crediamoci. Crediamoci. Mamma mia, è esploso lo stadio Mestalla. È esploso. Occhio. Occhio però adesso. E ha paura il Valencia. Rigore, glielo dà. Ma vai a cagare. Ma vai a fare in culo. Che schifo, che schifo. Che schifo. E tu la sbaglia, lo so. Gol. Incredibile, incredibile. Quanti rigori contro però. Che sboccio, che do coglioni. Ultra offensiva, adesso tutti di nuovo in the box, appena trovato il vantaggio. Incredibile. Questa è un po' la sfortuna valenziana, tipica. Dai ragazzi, dai. Bravissimo, quanto ha giocato bene Rakitic. Il nostro Mendietone. Sbilanciatissimi, sbilanciatissimi. Ai ai ai, Navas. Meno male che non ha tirato. Cioè che l'ha passata così. Agüero. 78esimo, Agüero sbaglia. C'è un po' di frustrazione. Attenzione. Mamma mia. Grazie De Bruyne del cacchius. Isco. Vai Fegu. Vai Fegu. Il Fegu è sbagliato tutto. Sbaglia tutto. Crediamoci, mancano 8 minuti, cazzo. Bravissimi. Buono. Dai. Vai Fegu. Non me lo dà. Non mi dà più un fa. Cazzesco. E le ha dato un rigore così. Che cupolotto di merda. Solo una vittoria può regalarmi la 86esimo. 86esimo. Abbiamo sprecato troppo all'inizio. Troppe sconfitte col PSV. Così. In the box. Attacco totale. Ma è finita ormai. Solo un miracolo sportivo può salvarmi. Vai Fegu. Bravo Fegu. Bellissima. Non ci credo. Non ci credo. Peccato. Ormai De Bruyne la butta nell'angolo. Ultima chance forse, ma vai a cagare. Ma. Siamo fuori. Siamo fuori. In maniera molto ingiusta però, la voglio sottolineare perché non meritava proprio di uscire. Il PSV ha pareggiato, quindi forse riusciamo a tenere Vediamo la classifica, qua siamo messi bene, insomma 2 punti. Ma in Champions siamo usciti in maniera indegna. Girone difficile per carità, riusciamo ad andare in Europa League per un punto fuori. Peccato raga, sotto dal comandone veneziano si riparte dall'Europa League. Ciao!